Amici di Ferro Team, come potete vedere siamo di nuovo qui a Sottomarina. Questa sera siamo qui a Let's Hotel perché questa sera c'è Miss Riviera del Brenta. Questa sera verranno scelte altre ragazze e ci sarà anche una nostra fascia, quindi ci sarà anche un'altra Miss di Ferro Team. Tra le altre cose dovete stare super sintonizzati e seguirci sempre, iscrivetevi al nostro canale. Questa sera sarò anche in giuria, quindi ne vedremo veramente delle belle e a fine serata intervisteremo tutte le Miss, compresa la nostra. Un bacio e ad oggi. Signore e signori, un bel applauso per Chiara Pedale. Riviera del Brenta, quindi avremo delle bellezze del territorio della Riviera del Brenta perché diciamo il fulcro, uno dei capisaldi di questa organizzazione, di questo bellissimo evento diretto e organizzato e ideato da Renato Trincanato. Quindi vorrei un applauso per Renato Trincanato e Chiara Trincanato. Ebbene, una delle prerogative che le ragazze siano o della provincia di Venezia o della provincia di Padova, quindi abbiamo raggruppato questa sera delle bellissime ragazze. Eccola, è arrivata la voce! Insomma. Grazie ovviamente al DJ Andrea Zaffi, grazie Andrea. E allora, come dicevo, questa sera conosceremo un po' meglio la bellezza e anche veramente questo territorio stupendo, ma avremo anche tanto spazio per la moda. Io volevo ovviamente ringraziare tutti coloro che hanno permesso la realizzazione anche di questa serata, quindi li nomino velocemente, poi parleremo meglio anche di tutti i preziosissimi sponsor, quindi grazie a Dental Team, Olé, by Olé Artist, perché avremo uno spettacolo veramente stupendo questa sera, targato Olé, che conosceremo molto bene, ma grazie anche a Speed Logistic, Ottica Compagno, Boutique Magia, e anche qui conosceremo le proposte moda, Casello 11, Triangolo dell'Intimo, Isolante Case, Fiore di Villa Katia, ma grazie ancora soprattutto anche per questa sera al Salone Il Colore dell'Anima, grazie anche a Sposa di Legnaro, Veneta Flex di Campagna Lupe a Cavarzare, Grid Bike di San Michele di Piave, grazie anche a Autofficina MJ di Campagna Luppia, IDR Style di Maserata sul Piave e Tufit Abbigliamento Sportivo. Io vorrei un grandissimo applauso per tutti questi sponsor che ci hanno permesso veramente di realizzare non solo questa serata ma anche le altre selezioni sia di Miss Terra del Veneto che Miss Riviera di Brenta. Sappiamo insomma soprattutto come in questo momento siano importantissimi questi aiuti, quindi grazie davvero di cuore a tutti voi. Ma io ringrazio soprattutto anche coloro che immortaleranno la bellezza di queste ragazze, a partire, l'ho già nominato prima, Paolo Bulese, grazie Paolo per essere con noi, e grazie anche a Marco Monetti. Dov'è Marco? Eccolo lì, in fondo, prontissimi, guarda anche Marietto. Mario Bonese per GD Ferro Team ti ha allontanato dalla tua compagna questa sera perché Giulia Urbinati, che è appunto colei che intervista sempre le nostre ragazze, questa sera si è seduta al tavolo della giuria, quindi Giulia, un arduo compito questa sera per te. Sì. Vi ho nominato prima ovviamente Andrea Zanti, facci sentire già un po' di musica Andrea! Sentiamo un po' come va, come iniziamo la serata qui all'hotel Lete Nue. E allora io direi che prima di parlare ancora un po' dell'hotel, prima di introdurre questa serata, io vorrei conoscere subito queste bellissime ragazze. Siete pronti? La rifacciamo. Siete pronti? Oh, bene, siamo un pubblico reattivo questa sera, bene. E allora, signore e signori, io vorrei un grandissimo applauso per queste bellezze che questa sera concorrono alla seconda selezione di Miss Riviera del Brenta.
ti vedo con un bel pacchettino. Io arrivo da te per intanto darti il microfono e ringraziarti ancora una volta per avermi concesso di far parte di questo bellissimo progetto, e a te la parola perché so che c'è già un piccolo omaggio. Sì, esatto, grazie. Beh, concesso a te ti si concede molto volentieri, anzi è un piacere averti qui. È brava Chiara? Lo sottolineiamo? Grande, grande. Bene, allora, vedo la prima qui, miss, la numero 1 che è? Io sono Alessia. Alessia Semenzato. Allora Alessia, io ti do già un compito, facciamo già che fai la valletta questa sera. Allora, tu prendi un buono di questi qua dentro sì, togli l'elastico, uno di questi, voi in strada soffrite, mi dispiace, e uno di questi, e gliene dai a tutte le tue colleghe. Grazie, e questo è un buono che vorrei che si sia presentato da chi lo offre, ovvero sia la signora Diana e tutto il suo staff, ovvero sia il colore dell'anima. Prego signora Diana, l'aspettiamo qua, eccole qua. E sono coloro che hanno pettinato così bene tutte le nostre miss. Io mi ritiro perché in mezzo a tutta la bellezza sono proprio brutto, lasciame. No, per carità, per carità. Ma non è vero Renato! Allora, eccola qui Diana con tutte le sue bellissime ragazze, le sue grandissime collaboratrici del Salone Il Colore dell'Anima, che questa sera hanno veramente reso ancora più belle queste ragazze, anche me, quindi grazie ragazzi. È un piacere per me ritrovarvi e ringraziarvi ovviamente per aver partecipato anche a questa selezione. Penso sia comunque bello anche per voi uscire un po' dal vostro salone e dar bellezza un po' a tutte le donne. Questa è la vostra motivazione che vi spinge ogni giorno a uscire di casa, no? Certo, ringrazio tutti, Elisabetta, la Nutrition e io ringrazio il mio team perché non ho potuto essere presente nella preparazione. Sono tutte belle ragazze, comprese te. Loro hanno fatto il loro lavoro, però c'è madre natura che comunque influisce parecchio. E poi è bella come esperienza, un'emozione condividere insieme a queste ragazze. E questa sera diamo subito un primo omaggio a queste ragazze, no? Vuoi raccontarci magari cosa c'è all'interno di quel buono, di quello che stanno tenendo in mano? C'è una piccola sorpresa che abbiamo il piacere di invitare nel nostro salone, anche se hanno un po' di distanza, non così tanta. Quindi avremo il piacere di tutte vedere il nostro salone per accogliere con una coccola di bellezza, con un buono che abbiamo messo all'interno, compresa per te e per la cantante che io ho saputo che c'è una cantante questa sera. Bene, fa piacere. Grazie mille ancora Diana, grazie a tutto lo staff, ragazzi, siete state fantastiche. Facciamo un applauso al Salone Il Colore dell'Anima. Allora, per voi una coccola da parte di queste bellissime ragazze, bravissime soprattutto, quindi io vi concedo, adesso se volete potete rilassarvi e godervi la serata. Grazie ragazze, grazie. Davvero è preziosissimo anche questo aiuto che ci viene da delle professioniste di questo settore. Ragazze, voi siete pronte per la gara? Ma non sono molto. Aspetta, la rifacciamo anche per voi. La rifacciamo. Siete pronte per la gara? Sì! Oh, buona la prima. Buona la prima, buona la seconda, aspetta. Allora facciamo come la corrida. Sì. Loro sono i concorrenti, hanno giurato. Sentiamo i giurati. Siete pronti per giurare in maniera obiettiva e selettiva e indefessa? Sì, allora bene. Benissimo, allora sono tutti pronti ragazze, quindi accomodatevi, cappeggiate dalla nostra Chiara Trincanato lì dietro le quinte, che ti si vede anche in fondo al mare. Chiara con questo vestito stasera meravigliosa. Facciamo un applauso alle ragazze che vanno a cambiarsi e io vi spiego un po' come si articolerà la serata. Allora, ci saranno due uscite, la prima in abito elegante, la seconda in body nero da gara. Questa sera saranno elette
8 finaliste che andranno a sommarsi alle altre 7 della prima selezione e quindi formeranno la squadra di 15 ragazze che si contendono il titolo di Miss Riviera del Brenta 2021. E ci sarà ovviamente la grandissima finale il 10 settembre nella splendida cornice di Villa Colonna Marchesini di Campagna Lupia a bordo di automobili storiche e indosseranno anche degli abiti bellissimi, abiti medievali ma non solo, quindi ci saranno tantissime sorprese per loro. E inoltre il 3 settembre ci sarà anche un appuntamento molto importante perché tutte le Miss finaliste di Miss Riviera del Brenta e di Miss Terre del Veneto, che è l'altro appunto evento importante che coinvolge tutta la regione del Veneto, le principali province del Veneto, vivranno un'altra esperienza unica perché saranno ospiti a bordo del motoscafo Cornio, salperanno dalla cavaletta di Lova e raggiungeranno la Laguna Veneta che è patrimonio dell'UNESCO dal 2012. Visiteranno una valle da pesca dove si allevano orate e branzini e visiteranno anche il bellissimo casone di Valle Zappa in stile olandese, stupendo, io ho già visto, mi sto già preparando. E faranno merenda al casone della Pettegola proprio in mezzo alla laguna. Ad accompagnare le ragazze ovviamente ci saranno tutti i nostri fotografi, tutti i nostri videomaker e forse ci saranno anche delle utenti televisive. Non svegliamo niente di più, ma veramente un'esperienza unica per queste ragazze. Ed ora sì, prima le abbiamo solo sentiti giurare la loro integrità, la loro professionalità, la nostra giuria, che adesso però vado a presentarvi, a partire ovviamente dalla titolare dell'Hotel Letenu, e ringrazio ancora tantissimo Elisabetta Boscolo. Grazie Elisabetta. Grazie mille. Alla tua destra, un'altra figura molto importante per questo territorio, Elena Boscolo, che è presidente dell'associazione Lidi di Chioggia. Grazie per aver permesso ancora una volta di poter venire a conoscere ancora meglio questo bellissimo territorio. Ed è un benvenuto alla nostra giuria per Massimiliano Passante. Grazie Mass per essere con noi. Lui è amministratore delegato di Ole Artist, questo brand che conosceremo veramente bene questa sera. Parleremo di moda, parleremo di etichette musicali, parleremo di produzione, ma anche di solidarietà con te e ovviamente uno staff pazzesco che è quello di Ole Artist. Poi abbiamo al tavolo la nostra giuria Giulia Urbinati, ve l'ho nominata prima per G di Ferro Team. È il volto ufficiale di G di Ferro Team, ma è anche modella, fotomodella, esperta di moda, esperta di portamento, chi più ne ha chi più ne mette, insomma, quindi questa sera è un occhio molto molto clinico, cara Giulia, quindi mi raccomando. E do il benvenuto anche a Mattia Della Vecchia. Ciao Mattia, benvenuto, modello e fotomodello, attore pubblicitario, e anche qui veniamo dal mondo dello spettacolo, quindi penso che saranno delle votazioni molto molto serrate e dure, sarai un po' cattivello? Un pochino. E dulcis in fundo, io vorrei un grandissimo applauso per Valentina Sassaro, che è Miss finalista Terre del Veneto, nonché modella, hostess, che ha partecipato anche recentemente a un reality che andrà in onda su Sky, canale 821. Si chiama I Like It e esce il 5 di luglio, quindi no, di luglio, di agosto. Sì, luglio è già stato, di agosto. Beh, intanto complimenti per la tua bellezza, complimenti anche insomma per l'intraprendenza nel mondo dello spettacolo. Facciamo qualcosa, sì, dai. Ci hanno dato anche il dono della parola quella volta. Io ho iniziato il tutto con le sfilate e mi sono data al mondo dello spettacolo, tra virgolette, quello che vorrei intraprendere. Ora come ora sto lavorando come hostess, faccio modella per certi brand di abbigliamento. Il futuro mi darà qualcosa di buono in questo campo. In bocca al lupo per tutto. Questa sera, sì, Valentina? È una passerella. Una miss non può non sfilare. Allora, attiamo un po' la musica per Valentina Sassaro, Miss finalista Terre del Veneto.
Eccola qui, Valentina Sassaro, Miss finalista Torre del Veneto. Adesso si puoi accomodare al tavolo della giuria, ma manca, vedo una sedia vuota, perché questa sedia andrà riempita da un'altra bellissima ragazza che non voterà, ma è la nostra Miss ospite di questa sera, perché la vedo lì, prontissima, Miss Serenissima 2020, la seconda classificata Miss Riviera del Brenta dello scorso anno. Signore e signori, facciamo un grande applauso per Iris Aurora Monticelli. Dell'hotel Lete New, Lete New, ma The New. Come stai? Allora, vieni un po' qui vicino a me, tutto bene? Sì, grazie, tutto a posto. Sono emozionata di essere qua, sono molto felice. Beh, è bello, insomma, sempre emozionarsi anche, no? Nonostante si indossi una fascia, è bello comunque continuare sempre a divertirsi e emozionarsi. Questa sera sei al tavolo della giuria, però in realtà non voterai, quindi sei ospite, ti puoi... Vado alla serata. Bravissima, lei ha capito tutto dalla vita, signore e signori, quindi ti facciamo accomodare. Complimenti ancora. Facciamo, scusami, hai ragione. Un'altra passerella meravigliosa per la nostra Iris Aurora Conticelli con la mascherina, di questi tempi sì. Miss Serenissima 2020, prego, accomodati pure. Allora, io vengo un po' più a centro la scena, perché tra pochissimo daremo il via al concorso con la prima uscita, quella in abito elegante, poi appunto, come vi dicevo all'inizio, ci sarà l'uscita in body da gara. Ma io volevo ancora una volta parlare di questo territorio, dell'hotel Lete New in particolare, che è veramente una delle perle che si incastonano qui nel litorale di Sottomarina per il relax, per la famiglia, per compagnie di amici, per serate come queste, ma per anche delle vacanze indimenticabili. Hotel Lete New è veramente curato nei minimi dettagli da professionisti, e tra l'altro vorrei fare ancora un grande applauso allo staff che sta lavorando anche per voi questa sera, per questa cena stupenda a bordo piscina. E poi devo dire, io l'altra volta l'avevamo vista di giorno la piscina e questa terrazza bellissima, di sera è tutta un'altra cosa, ha un fascino veramente emozionante, quindi dovete passare più e più serate come queste qui all'hotel Lete New. Ma possiamo dire veramente che Sottomarina offre tantissimo per noi che la conosciamo, ma comunque che siamo vicini, ma anche per tutti coloro che ci vogliono conoscere anche da oltre il confine, quindi è meta di turisti. Speriamo veramente che si possa ripartire alla grande. È già ripartita un pochino questa stagione, ma vogliamo veramente tornare a vivere la vera estate, la vera spiaggia di Sottomarina con tutto quello che ci può offrire. Allora, tra poco, io non li vedo ancora, quindi tra poco daremo il via al concorso. Io volevo parlare ancora un pochino degli sponsor, e allora intanto vorrei ringraziare uno sponsor che cura l'estetica delle nostre ragazze, ma non solo, di tutte noi se vogliamo, perché l'estetica dentale è una cosa molto importante, perché diamo spazio alla bellezza ma anche al sorriso di queste ragazze. Infatti in una delle due uscite vi chiederemo proprio di soffermarvi sul loro portamento, sul loro sorriso, quindi è importantissimo anche questo nel campo della moda. E Dental Team da quasi 20 anni è la clinica che opera nel settore dell'odontoiatria con le tecnologie più avanzate, le soluzioni più appropriate per
ogni tipo di problema, senza trascurare ovviamente la parte economica, che è importantissima e che sta concordata in base alle vostre possibilità. Il dottor Diego Longhino metterà a vostra disposizione la sua bravura, la sua professionalità, perché Dental Team è una garanzia per il vostro sorriso, per quello ovviamente delle nostre bellissime Miss. Si trova in via Roma 25 a Campagna Luppia, quindi se volete andate a conoscere anche Dental Team per curare alla perfezione il vostro sorriso. Ma ringraziamo anche Speed Logistic, che è un'azienda della Riviera del Brenta con sede a Fossò ed è specializzata in servizi di logistica e distribuzione, trasporto e spedizione sia nazionali che internazionali. Dispone di programmi ed attrezzature ad alta tecnologia e di sistemi a tracciatura in radiofrequenza. Tra l'altro questo è uno degli sponsor che aderiscono a Miss RDB 21. Che cos'è Miss RDB 21? È il codice sconto del 10% con il quale appunto le attività presenti all'interno dei nostri eventi partecipano per far ripartire un po' questa economia, e quindi per i nuovi clienti il 10%, il 5% per la clientela abituale, che appunto, come vi dicevo, molti dei nostri sponsor applicheranno ai vostri acquisti fino al 12 settembre. Come vi dicevo appunto, Speed Logistic è uno di questi, ma anche Olè è uno di questi, anche l'hotel Etenu è uno di questi, quindi insomma importante questo codice sconto Miss RDB 21 da segnare. Mi raccomando, se vogliamo risparmiare un pochino lo possiamo fare grazie a questo codice sconto. E li conosciamo meglio queste ragazze, ovviamente, a partire dalla numero 1, Alessia Semenzato.
Benissimo. Com'è andata questa prima uscita? Allora, difficile. Io però chiederei a Elisabetta Boscolo di venire qui con me un attimino, con un applauso, a titolare colei che gestisce questo meraviglioso albergo. E sì, ce l'hai lì la mascherina, ormai fa parte di noi, quindi... Ma guarda, tanto stiamo lontano, guarda, non ti preoccupare, io ti do il microfono. Ovviamente ti ringrazio ancora per averci accolto qui, per averci ospitato in questa bellissima location. Noi ci siamo visti un mesetto fa, più o meno, era all'inizio un po' della ripartenza. Adesso possiamo dire che stiamo ingranando un po' di più, però c'è bisogno di pazienza, ma soprattutto di tanto lavoro, di tanta passione, tanta dedizione, ma io so che questo non vi manca. Diciamo che è una bella stagione in tutti i sensi, impegnativa, però comunque con la nostra passione e la nostra voglia comunque di andare avanti, stiamo portando avanti al meglio questi mesi turistici. Ero pronta a dire, adesso mi dice qualcosina in più, invece no, perché in realtà abbiamo detto un po' all'inizio, no? È un posto veramente per tutti, per famiglie, per amici, per eventi come questo, quindi si presta a tantissime soluzioni. Noi siamo pronti anche per la prossima uscita, ti ricari nei panni da giurata, cara Elisabetta, quindi ti faccio riaccomodare la nostra giuria, faccio un applauso ancora a Elisabetta. Siamo già prontissime le nostre ragazze.
Io, cioè, potremmo dire che questa sera il premio del miglior applauso lo darei a questi signori. Cioè, hanno applaudito sempre, a tutte, niente, questa sera non mi vogliono far parlare. Come sta andando? Bene? Si sta talmente bene che siete troppo rilassati però, vi voglio un po' perzilli. Allora, adesso loro si faranno vedere in tutta la loro bellezza e faranno conoscere la bellezza e la moda, soprattutto di alcuni brand che all'inizio vi ho nominato. Allora, noi attendiamo le ragazze perché, come vi dicevo, adesso ci faranno vivere la vera e propria moda. Prima con la sfilata dei costumi e accessori Moda Mare di Boutique Magia, grazie anche all'affiancamento e al supporto di Ottica Compagno. Poi avremo l'altro momento moda, quello dedicato a Olé Artist. E in questa sfilata, con la preziosa collaborazione di Ottica Compagno. E allora, signore e signori, questa sera qui all'hotel Elite New vediamo la proposta Moda Mare proposta da Boutique Magia insieme a Ottica Compagno.
Boutique Magia, ringraziamo ancora tantissimo con un applauso Valerio Stella e lo staff di Boutique Magia, dove potete trovare queste ma anche altre proposte moda mare. Ringraziamo anche con un occhio speciale, bella questa battuta, l'Ottica Compagno, perché pensa sì alla bellezza e alla moda, ma soprattutto a coprire e a preservare la vostra vista e i vostri occhi. Grazie ancora ragazzi per averci fatto conoscere questa meravigliosa moda mare. Boutique Magia e Ottica Compagno. Elena, sì, quote rosa le più forti, le più forti. Elena, hai voglia di venire qui a fianco a me? Presidente Associazione Lidi di Chioggia. Ancora una volta per vedere anche quanto è bella di sera. Buonasera a tutti. Allora, innanzitutto voglio ringraziare Elisabetta che anche di sera, soprattutto di sera, il suo albergo si presta veramente meravigliosamente bene, soprattutto per queste bellissime cose che avete realizzato. Complimenti a tutte le ragazze, bellissime tutte quante, è stato difficilissimo dare la votazione e poi sono contenta che voi avete scelto ancora il nostro litorale. E belle le tue parole, è bello quello che hai detto. Noi ci stiamo adoperando tutti, dall'albergo più grande all'albergo più piccolo, i ristoratori, i campeggiatori, i negozianti, ci stiamo mettendo di tutto, di noi, e speriamo che questo si vede già, si protrae nel futuro, cioè stiamo mettendo le basi per lavorare ancora meglio il prossimo anno. Vi ringrazio tutti e buona serata ancora. Grazie mille Elena Boscolo, grazie davvero per quello che fate. Allora, noi tra poco vedremo un altro momento moda, ve l'ho anticipato all'inizio, quello di Olé, che non è solo un brand di moda, ma non vi posso dire nulla. Però questa sera veramente chiudiamo con il botto, ecco, diciamo così, chiudiamo con il botto. Io so che le votazioni sono già state fatte, io penso che ci sia anche qui il foglio delle votazioni. Giulia, vuoi venire qui anche tu? Giulia Urbinati, vieni. Giulia Urbinati per G di Ferro Team, questa sera non ci manda in diretta. Fa caldo, come dire, ecco, però se vogliamo dire tutti coloro che sono questa sera presenti, G di Ferro Team è presente su Facebook, su Instagram, su YouTube, TikTok, tra poco forse anche su Twitch su Swiss. Bene, siamo dappertutto per parlare di moda, per parlare di bellezza, per parlare anche, se vogliamo, del coraggio di queste ragazze, perché ci vuole anche tanta intraprendenza e coraggio. Tu Giulia sai benissimo, perché sei stata fasciata pluri volte, quindi mettersi dall'altra parte. Com'è andata questa sera da giurata? Super divertente, devo essere sincera, perché comunque io per chi non lo sapesse, io fino a quasi 3 anni fa ero al posto delle ragazze, quindi io ero nelle passerelle, non ero nelle giurie, non ero nei backstage. Più bello essere nei backstage, è molto più bello, bisogna dirlo, è una goduria unica. Però questo secondo me aiuta anche molto me come giurata a capire le ragazze. Io sì, sono molto severa, ma perché come tu sai io comunque ho studiato, ho fatto una scuola anche per giudicarle, quindi sono severa, ma capisco anche molto l'emozione, quindi sono una cattiva buona. Una cattiva buona, la nostra Giulia. Allora, avete fatto tutto quanto, tutto il vostro lavoro, voi
abbandonate, però insomma in due ce l'avete fatta comunque. È stato però, diciamo, un lavoro quasi di squadra, perché alle volte vi vedevo d'accordo, alle volte no, con la giuria, quindi è stato anche lì un po', com'è, difficile magari mettersi d'accordo? Guarda, secondo me la parte più difficile in una giuria è proprio il sesso, come si suol dire, il sesso nel senso uomo e donna, perché noi donne abbiamo un occhio di un certo tipo. L'uomo diciamo che ha l'occhio un po' più furbo, quindi se proprio vogliamo dirla. Quindi se io in una ragazza vedo la bellezza, vedo il portamento e mi soffermo su quello, magari l'uomo va a guardare anche un po' più le forme e quindi da un lato può anche aiutare la ragazza, ma dall'altro può anche non aiutarla, perché questo qua sono concorsi di moda e di ovviamente bellezza, e per le ragazze soprattutto quando si presentano e dicono io vorrei fare la modella, a essere giudicate per una fisicità magari più curvilinea non le aiuta a guardarsi con un occhio obiettivo come potrebbe essere per la moda, perché magari in quell'ambito cambia tutto. E ci sono i suoi pro e i suoi contro, Per i concorsi di bellezza va benissimo, assolutamente, per la moda, come tu ben sai. Il mondo è totalmente diverso, quindi io ricordo anche tantissimo alle ragazze di non pensare che questo sia il mondo della moda, questo è il mondo dei concorsi di bellezza, che può portarvi al mondo della moda, ma sono gli antipodi, totalmente. Hai detto benissimo, cara Giulia. Va bene, allora io ti faccio riaccomodare. Nell'attesa che si ripopoli anche la giuria, facciamo l'applauso a Giulia Orfinati. Facciamo un tiro perché la giuria è così scarna in questo momento. Perché? Perché tra pochissimo, come vi dicevo, daremo il via a un altro momento moda, quello di Olé. Conosceremo davvero bene questo brand. Grazie alla partnership ufficiale con la NAS, la Nazionale Italiana Artisti di Sci. Ma Olé è soprattutto bellezza autentica. E questa sera ce l'abbiamo qui in esclusiva solo per noi all'hotel Le Teigneux, la moda streetwear di Olé, che presenta in anteprima la nuova collezione autunno-inverno 2021-2022. Signore e signori, facciamo un grandissimo e calorosissimo applauso per la moda streetwear di Olé.
signori, Chiara Trincanato! Facciamo un applauso grandissimo a questo brand pazzesco, la moda per la donna e la moda per l'uomo, proposte autunno-inverno 2021-2022, targate Olé. Chiamo con un grande applauso Max Passante, eccolo Max, dalla giuria alla regia, questa sera alla perfezione. Allora Max, con te ovviamente per parlare ancora di più e ancora meglio di questo brand che avevo detto non è solo un brand di moda, ma molto altro. Parliamo di solidarietà, parliamo di etichette discografiche, parliamo di un'ultima produzione, un vostro prodotto, quindi veramente un progetto molto importante e ricco di spunti. Sinceramente non sapevo iniziare in quanto Olé appunto è un progetto, non è solo un brand. Ci tengo a precisare, siamo anche reduci la settimana scorsa dell'abbigliamento primato delle Beat Master con i vestiti personali da Volti a Maggioglio, a Napalchi, in Romagna, abbastanza conosciuto diciamo negli anni. Quindi quest'anno abbiamo avuto l'onore e la fortuna di firmare noi l'abbigliamento per loro. Però potrei dire tante cose, per esempio siamo stati in Qatar insieme a Katy Perry, Maluma e Maroon 5 come sponsor appunto del Qatar Live. Potrei dirti che c'erano degli abinetti per aiutare nel momento in cui gli anziani avevano più bisogno, appunto gli anziani, dando tutti i ricavati in beneficenza con un brano per il nostro tempo, dove abbiamo visto da loro in battaglia appunto Mario Biondi, Annalisa Nitti e tanti altri artisti che hanno partecipato. L'esordio di Francesco Monti, potrei dire. Adesso abbiamo puntato a questa nuova, secondo noi, stella che è appunto Jay Peralta, veramente è talentuoso. Abbiamo tantissimi progetti in cantiere, però siamo anche molto attivi nel mondo della solidarietà. Per esempio noi attraverso la NAST, attraverso il presidente che è Luca Jurman, aiutiamo i bambini con disabilità e grazie anche ai ricavati delle vendite del nostro brand possiamo farlo. Portiamo i bambini con disabilità motorie a sciare sulla neve con le loro ovviamente abbiamo le Iene, striscia la notizia, quindi marcano da Dio, Palazzo, quindi è sinonimo di garanzia di ciò che noi facciamo e lo facciamo veramente con il cuore, con tanto entusiasmo. Quindi Olé oggi ti direi non è solo un brand, è un progetto dove c'è musica, dove c'è energia, dove c'è solidarietà ed è un mondo rivolto soprattutto ai ragazzi, ai giovani, che sono la risorsa del nostro futuro. Benissimo, grazie mille Max Passante, grazie, in bocca al lupo a te e tutto il tuo staff e lunga vita a Olé, grazie. Viva il lupo sempre, grazie Max Passante, grazie a Olé, un applauso a questi fantastici ragazzi. Allora, io ho tra le mie mani le votazioni, il verdetto finale delle 8 ragazze che questa sera passano questa seconda selezione e quindi accedono direttamente alla finalissima con le altre 7 compagne che abbiamo già fasciato nella precedente selezione. Tra poco quindi le vedremo tutte qui per il momento finale, per il momento tanto atteso da loro.
Io intanto volevo ringraziare ancora tutti voi per essere stati qui in questa meravigliosa serata. Ancora un grazie all'Hotel LTU e io spero davvero che sia un inizio di un grande percorso assieme, quindi ci vedremo, dai, ci vedremo presto, è un augurio questo. Ringrazio anche tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questa serata. Io però vorrei un grazie grandissimo per Renato Trincanato e Chiara Trincanato. Renato, Renata, perché è grazie a te anche tutto questo, è partito da te. Sì, il sogno mio era di fare una miss tanti anni fa e come ho detto prima sono arrivato purtroppo questa brutta bestia che è stata in questo tornado, ma ci ha dato la possibilità di arrivare dove siamo arrivati adesso. Quindi largo ai giovani, perché a me piace comunque creare un'atmosfera di serenità, perché è bella la gara, è bella la fascia, è bello tutto, però a me piace proprio sentirle chiacchierare, fare conoscenza, le ragazze si scambiano dei segreti, diventano amiche. E questo è socializzare, le ragazze sono in gamba. Non è vero che chi fa i concorsi di moda sono tutte ragazze poco serie, non è vero, sono tutte laureate, sono tutte che si stanno per diplomare, sono tutte studentesse impiegate, sono tutte ragazze con la testa sulle spalle, con grandi famiglie alle spalle, perché fanno il concorso di bellezza, si divertono e viva Dio, lasciamolo divertire una sera! Che caspita! Allora, adesso io invece devo dire una cosa tecnica dentro alle 13 ragazze. Voi vedrete che adesso usciranno già 2 con la fascia addosso. E voi vi direte perché? Perché? Perché sono già finaliste, avevano già conquistato una fascia il 24 giugno a Villa Sagredo Livonovo. Loro hanno potuto partecipare questa sera solo ed esclusivamente per il primo posto. Quindi se queste 2 ragazze, che le vedrete con la fascia, hanno avuto il punteggio più alto per prendere la corona questa sera, lasceranno la fascia vecchia e verrà data alla successiva di Livonovo, che poi andremo a vedere e verificare chi è. Se invece non fosse successo, non verranno premiate, verranno solo ringraziate come Miss finaliste ospite di Miss Riviera del Brenta. Noi gliel'avevamo detto, la risposta che è stata. Ovviamente noi veniamo perché ci piace e perché ci piace sfidare e stare insieme alle ragazze. Quindi questo è la cosa più bella che un organizzatore si può sentire dire. Davvero grazie anche a voi, spero che tutto sia andato. Vi è piaciuta la canzone Besami? Oh, io l'adoro già perché ce l'ho già in testa. Vogliamo il bis, mi stanno già chiedendo un bis già da prima. Vediamo, dai, se riusciamo a convincere Jeffrey, si dice? Jeffrey? No, pero tenemos que hablar en español. Él viene de Santo Domingo, de la República. ¿Por qué no? Hablamos todos los idiomas acá, nos scherziamo mica qua, che caspita. Cosa? Con lo speak sta e lo spassetto. Una volta si diceva così. Sono pronte le nostre? Le vedi? Allora, microfono a Chiara. Grazie ancora a tutti quanti. Grazie a te Renato. Bene, allora, signore e signori, facciamo un grandissimo applauso per queste 13 bellissime ragazze in questa seconda selezione di Miss Riviera del Brenta.
È tutto pronto? L'ottava classificata Miss Isolante Casa è la numero 7 Nicole Padovani. Casello 11, settima classificata, è la numero 2 Barbara Di Giorgio. Questa classificata Miss Me Magazine scioglilingua questa sera è la numero 4 Eleonora Perusin. Quinta classificata Miss Gidi Ferro Team è la numero 8 Sandy Carbonic o Carbonic. Ottica Compagno, la fascia di Miss Ottica Compagno è la numero 3 Eleonora Ebner. Saliamo sul podio, terza classificata, e allora ci facciamo in centro per premiare Miss Olè RDB Max Passante insieme a, scusami, Francesco Del Prete, ok. È il nostro produttore, lo stilista dell'azienda. Stava così in disparte, no, dovevo farlo vedere, il chiacchierone dell'azienda. E complimenti davvero ancora per questo bellissimo progetto. Miss Olè RDB è la numero 12 Anna Gionna. La nostra maglia Olè che non si prende, ma questo zainetto che abbiamo dato a tutti i VIP a quell'edizione della settimana scorsa, sperando che ti porteranno all'interno troverai tutti i gadget del VIP Pass. Non ho portato la maglia del VIP Pass anche a te. Grazie Max, bellissimo questo omaggio, anche un buon auspicio per la nostra Miss Olè RDB. Ragazzi, adesso medaglia d'argento, seconda classificata
Miss Hotel Lete New RDB a premiare Elisabetta Boscolo, ringraziandoti tantissimo, che offre un weekend presso questa meravigliosa struttura per vivere, per 2 persone, per vivere la magia di Sottomarina, la magia dell'hotel Lete New. E quindi seconda classificata Miss Hotel Lete New è Alessia Semenzato. La prima classificata Miss Sottomarina RDB è la numero abbiamo sottofondo Non ce l'abbiamo. sottofondo live, ce l'abbiamo è la numero 13, Emma Rossato. Davvero complimenti ancora a Emma Rossato. Ma io vorrei un applauso a tutte le ragazze, tutte coloro che hanno partecipato, che si sono messi in gioco questa sera qui all'Hotel TV. È una serata davvero bellissima, spero che vi siate divertiti, che siate stati bene in questo hotel stupendo. Allora, le ragazze rimangono qua, facciamo ancora qualche foto. Tra pochissimo continuiamo questa serata e la concludiamo con il botto. Quindi ancora qualche istante di musica con il nostro DJ. Renato, vuoi dire qualcosa? Allora, se non volete approfittare, intanto noi mettiamo un po' di musica eccetera finché sono pronte. Magari usate anche il ponticello che è illuminato per fare delle foto veloci e poi vi spostate, perché poi servirà a un cantante, il cantante per il bis che dobbiamo vedere a forte richiesta, perché veramente è arrivato anche dal lungomare, ho sentito bis. Bene cara, hai vinto questa sera. Sì. Sei contenta? Molto. Sì. Te l'aspettavi? No, per niente, sono arrivata, ho detto bene, non prenderò neanche la fascia, sono tutte bellissime, non penso
nemmeno di prendere una Dai, un po' di fascia. autostima. È riconcentrata sul bagnino. Esattamente. La concentrata sul bagnino, ragazzi. Perché voi non la vedete, ma prima l'avete vista. C'è una splendida piscina qua a fianco. Le miss sono arrivate presto. Che ora siete arrivate oggi? Sulle 5 le pomeriggio. Ecco, quindi il bagnino era ancora presente. Però per chi volesse, comunque la nostra splendida ragazza comunque è tuttora single. Quindi per chi vuole anche sul canale, lasciamo il profilo Instagram che ti contattano senza alcun Esatto, problema. esattamente. Lasciamo pure il profilo se la gradisce. Emma Rossato _basso. Ecco, quindi per chi vuole conoscere la Emma, avete già le credenziali e siamo a posto. C'è Teo che però ve lo dico, tra un po' la prende. E non è perché voglio essere cattiva, però c'ha un sex appeal che secondo me batte molti, secondo me anche il bagnino. Bene, questa sera hai sfilato con l'abito elegante, hai fatto le tue uscite fuori concorso, Certo. hai conosciuto nuove ragazze. Moltissime, tutte molto simpatiche, devo Che dire. terrore. Che nel mondo della moda non sempre purtroppo No, è anzi, così. Anzi, Però molto gentili e simpatiche soprattutto. Anzi, molte volte è molto difficile trovare delle ragazze con le quali fare un'esperienza, tra virgolette, sana e equilibrata, perché comunque sono sempre tutte molto competitive, oserei dire. Esattamente. Perché alla fin fine è una cosa normale, però io come dico sempre ci vuole anche lo spirito sportivo, perché se no Giusto. non è una bella esperienza. Era il tuo primo concorso? Secondo. Ecco, hai fatto col botto, prima fascia o seconda? No, seconda. Seconda, prima corona? Seconda. Seconda, bene, allora ragazzi le ho floppate tutte. Cioè, mi butto in acqua anch'io, andiamo Teo? Sì, miau. Io mamma mi butto solamente a Venezia in acqua. Bene, tesoro, grazie per essere stata ai nostri questa sera. Ve lo dico, vi do una premessa. Ne vedete solamente 3 di asciutte di Miss, 4 forse se avete tanta fortuna. Le altre, ve lo dico già, saranno bagnate, quindi però come si dice Miss bagnata, Miss fortunata. Esatto. Bene tesoro, ti lasciamo tornare a casa perché Grazie. hai 2 ore di viaggio? Un'oretta e mezza. Ecco, sì, quindi dai, più o meno. molto soft, Quindi ci vediamo alla prossima e soprattutto Certo. ci vediamo alla finale perché dovrai lottare per conquistarti la corona da vincitrice Siamo di Miss pronti, Riviera. siamo pronte. Perfetto, alla prossima, ciao, cara. ciao, grazie. Bene. Bene. Cara Eleonora, anche tu questa sera hai vinto la tua prima fascia tra le altre cose. Esattamente. Infatti io ve lo posso assicurare, lei non ci poteva credere. No. Quando l'hanno premiata lei non poteva crederci. Per Abbiamo niente. Teo che ha le manie di protagonismo. Lei non poteva letteralmente crederci perché comunque è anche da un po' che comunque tu fai concorsi. Sì, diciamo che questo è il mio 8º concorso. Vabbè, e dai. quindi Allora, meglio tardi che mai. certo, Assolutamente. ho fatto esperienza. Però comunque sei un bagaglio di esperienza, quindi ricordati le cose che fate giuste stasera. Già me le sono dimenticate, ma questo Bene, partiamo proprio bene, ragazzi, direi. io vado a sentimenti. Vado a Come mi sentimenti. viene. Anche tu ti sei fatto ispirare dal bagnino? No, perché non l'ho visto il No, lei il bagnino non l'ha visto. Io pensavo che queste ragazze fossero fatte ispirare tutte dal bagnino. No, ma i modelli. Ah, i modelli, è vero, perché voi lo vedrete dopo, anzi l'avete già visto. Sono state le sfilate fuori concorso anche con dei ragazzi. Quindi le nostre miss ci hanno dato probabilmente più sentimento. Quindi per gli altri concorsi di bellezza, se volete che le miss ci danno quella carica in più, li portate 2 bonazzi e loro ci danno dentro. Bene, cara. Anche te quindi single, perché se ti guardi certo. sì, sicuramente non siamo fidanzate. No. Quindi ribadisco, a breve nuovo contest IG di Ferro Team, trovare i fidanzati alle miss. Quindi lasceremo il curriculum come lo vogliamo, alto, basso, moro, biondo, capelli fucsia, bianchi, troveremo tutto. Faremo proprio un curriculum perfetto per le nostre ragazze. Bene, quindi ci vediamo alla finale io e te. Certo. Assolutamente. Ma ce la farai a levarti questo sorriso, no? Secondo me lei fino alla finale mi rimane incollata così. Vabbè che ha un sorriso stupendo, perché stasera abbiamo votato anche tanto il sorriso. Infatti molte ragazze gli sono state penalizzate anche un po' per il sorriso. Quindi se avete vinto dovete ringraziare anche il vostro splendido smile, ragazze. Bene cara, ci vediamo alla prossima. Grazie a te. Ciao. Bene, siamo qui anche con Nicole, colei che ha vinto una fascia anche questa sera. Ti sei classificata? Ottava, beh dai, comunque buona, assolutamente. L'importante è passare, perché a parte la corona io dico sempre non ci sono primi posti. C'è una corona comunque per la più bella della serata, ma per il resto secondo me sono sempre tutte pari merito, anche perché, se dobbiamo dirlo tra noi, non è ancora stata scelta la più bella di Miss Riviera del Brenta. Quindi aver vinto la fascia
ti dà buone possibilità di vincere la tanto agognata corona alla finale. Sì. Quindi mai dire mai, mai sottovalutare nessuno. Anche perché adesso, prima della finale, hai tutto il tempo di prepararti e quindi secondo me abiti in una casa singola o dei vicini sotto? Singola. Singola, ok. Se no dovevamo chiedere scuse ai vicini e tante prove sui tacchi a sfillo prepararsi alla finale. È stato il tuo primo concorso? No, ne ho già fatti Ne hai già altri, fatti. però è stata la prima fascia. Complimenti cara, Grazie. veramente complimenti. Si dice sempre meglio tardi che mai, ma questa sera te la Esatto. sei veramente veramente meritata. Grazie. Guardate che splendidi sorrisi che hanno queste ragazze. Bene tesoro, allora ci vediamo alla finale. Va bene. Ciao. Ciao, grazie. Bene amici GD Faro Team, siamo qui con Miss GD Faro Team Sandy, che questa sera ha vinto la nostra fascia e tra le altre cose non poteva fare qualunque cosa prima dell'intervista, poteva bersi un aperitivo, poteva ubriacarsi, poteva, non so, fare qualunque cosa, si è buttata in piscina. Infatti è fradicia. Grazie cara. Niente, cara. Ti sei divertita almeno coi tuffi? Sì, devo dire, è stata un'esperienza bellissima. Bene, bene, bene. Guardi, sono buttati in acqua a ritmo di musica, non vi dico altro. Bene, allora la Miss di Faro Team è bagnata, speriamo sia anche fortunata. Adesso dovrai stare un po' di tempo con noi. A Te la quanto senti? pare. Sì, sì, me la sento. Te la me senti sento. di venire via con noi, con me, Andrew, Teo, Mario, Sì, tutto sì, il nostro sì. team? Assolutamente. Entrerai a far parte ufficialmente della nostra famiglia con questa fascia, la tua tanto agognata fascia, perché io so che tu la volevi da un po', volevi entrare da un po' nel nostro staff. No, non tantissimo. No, non tantissimo, più o meno quanto? 2 anni. Che Allah, vedi. Però come si suol dire, siamo un team fenomenale, anche perché sennò non penso che le ragazze vorrebbero stare con noi. Bene tesoro, hai vinto la nostra fascia, quindi tra poco ci vedremo anche per un servizio fotografico e tutte le cose che dobbiamo fare insieme e ci vediamo anche alla finale. Vediamo se te la riprendi o preferisci la corona. Sarebbe meglio la corona, però va bene lo stesso, dai. Come va bello stesso, dopo 2 anni che ti diamo la fascia, non vorresti riaggiudicartela ufficialmente? Sì, 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 ovvio. Però la corona giustamente è meglio. Assolutamente tesoro. Bene Sandy, ti lasciamo andare anche perché dovresti anche asciugarti per tornare a casa, penso. Penso di sì, perché sennò la mamma mi fa fuori. Sì, è macchina nuova da... No, per fortuna no. Per fortuna no. Bene, chiederemo degli asciugamani all'hotel, ma in qualche modo ce la faremo. Anche perché prima tu prima avevi i capelli belli pomposi, adesso aveva la piega, il trucco perfetto. È arrivata qua, mi è arrivata colata con il capello mosso. Vabbè tesoro, sei comunque bellissima. Bene Grazie Sandy, mille. grazie. Ti ringrazio anche Teo e ci vediamo alla prossima, anche io e anche prima perché dobbiamo fare un po' di cose insieme. Perfetto, ciao. Bene, abbiamo fatto un po' di cambi di postazioni. Ho ufficialmente il sedere bagnato, ragazzi. Ve lo devo dire. Non si dicono Non queste si cose. dicono queste cose. Mi bloccano su YouTube. Tesoro mio. E niente, la sedia noi non la vogliamo. Bene, tesoro. E i tuoi splendidi ricci dove sono andati? I miei splendidi ricci sono belli che bagnati. Allora, io se... Allora, innanzitutto lei, vabbè, Alessia è la seconda classificata di questa serata e la conosciamo penso tutti più che bene. Innanzitutto sei contenta di aver vinto questa fascia? Sì, sì. Io però ho una curiosità da levarmi. Io so sempre che voi ricci avete il tabù di bagnarvi i capelli perché poi si rovinano. Tu sei l'unica che non è così a quanto pare. Allora, diciamo che il bagno in piscina era d'obbligo questa Faceva sera. caldo. Era d'obbligo. Era d'obbligo. Poi hai vinto il secondo Ho vinto il posto. secondo posto, quindi Anche perché non sei andata tanto distante dalla prima. mi hanno detto che non... Perché voi dovete sapere che tutte le... Allora, dalla terza in poi erano veramente lì su 1 o 2 punti. La prima e la seconda classificata erano loro 2 vicine ma stradistanti dalle altre, quindi se la sono veramente giocata all'ultimatum. Ma perché guarda, nel backstage già partiva un po' il Toto Miss. ma parte sempre vince la 1, vince la 13. ma il Toto Miss c'è sempre, vabbè, alla fine eravate le stangone fondamentalmente. Esatto, alla fine- Poi tu vabbè sei anche quella che ha molta più carriera alle spalle rispetto a tutte. Sì, ormai sono veterana. Più che siete da pensione. Tra quanto la tiri? Tra quanto la tiri la pensione, amore? Spero presto. Speriamo presto, dai, tra un po' gli diamo la fascia da miss pensionata, ragazzi, perché siamo stupidi di vederla. Guarda che vado in ferie tra un po', che non ti permettere di vincere fasce che dopo mi tocca tornare dalle ferie per farti le interviste.
Anche io vado in ferie, poi questa sera ho vinto un buon weekend in questo bellissimo hotel, quindi io il weekend me lo faccio. È vero, le ferie perché me tu le hai vinto faccio. il weekend, quindi hai capito. Oltre alle ferie sue viene anche qua. Non ho parole. Beh, me le devo godere. Vabbè, assolutamente. Come te le godrai? Con l'amica? Con l'amico. Con l'amico? Con l'amico. Ma è l'amico speciale o è il fidanzatino? Amico speciale, hai capito? Beh, spero che nessuno me lo tocchi. Vabbè, anche perché ve lo posso dire, è molto agguerrita, io non lo farei. Sì. Bene tesoro, ci vediamo alla prossima, ci vediamo alla finale. Spero di vederti asciutta anche magari. Chi lo sa? Ho i miei dubbi. Chi lo sa? Speriamo che alla finale non ci sia una piscina arrivati a questo punto. Beh, se c'è la piscina abbiamo già capito che fine fa l'Alessia. e addio Ricci. E addio Ricci di nuovo. Bene tesoro, ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao. Bene amici di anche con Anna, anche lei ha vinto una fascia questa sera che la fa accedere direttamente alla finale di Miss Riviera del Brenta. Anche lei bagnata. Io ve l'avevo fatta la premessa che tante non sarebbero state asciutte. Hai resistito anche il tuo rossetto tra l'altro? Sì, il rossetto sì, tranne il Il mascara, ragazzi, il cloro e il mascara abbiamo capito che non magari era anche vuoto. Sì, era vuoto. Io direi di che Giusto. assolutamente. Per la finale che andrei a fare. Sono molto contenta, non me l'aspettavo di arrivare in finale. Ma era il tuo primo concorso? No, non è il mio primo concorso, ho già sfilato per altri concorsi. No, non è la prima assolutamente. fascia, però questa ha un valore particolare per me, sì. Perché sei della Riviera? Sono in provincia di Padova, però non me l'aspettavo di prendere questo sponsor. Beh, quindi è anche una bella soddisfazione, una bellissima soddisfazione, come le ragazze del posto quando vincono comunque la loro corona nella loro città. È un'emozione più che unica. Bene tesoro, e ti lascio al phone. Grazie mille. Ci vediamo alla finale. Ciao. Grazie, buona serata. Lei si è bagnata per metà perché lei almeno si è cambiata il costume, quindi Esatto. è un passo avanti, dai. Mi posso accontentare almeno di solo dei capelli bagnati, che poi alla fine bagnati sembrano anche un po' fatti apposta con questo effetto bagnato che va tanto di moda, è vero. alla tagliamello, molto GF. Esatto. Bene tesoro, innanzitutto presentati a noi. Io sono Barbara, sono nata in provincia di Caserta, ma abito in Veneto da 13 anni, quindi sono qui da molto tempo. Beh, da un bel po'. Comunque mi trovo benissimo in questa regione e apprezzo tutte le bellezze del Veneto. E soprattutto le bellezze della Riviera del Brenta, perché Sì. che tu adesso hai iniziato a farne parte. Esatto. Non ancora del tutto ufficialmente, perché sei una candidata per una delle bellezze della Riviera del Brenta. Sei pronta a guerrigliare contro le altre miss per la fascia? Sono prontissima, io sono una ragazza molto determinata e quindi cerco sempre di raggiungere i miei obiettivi. Infatti l'abbiamo notato noi della Giulia, anche per questo che hai preso la tua fascia. Oltre al tuo splendido sorriso, un bel portamento e comunque un bel fisico, noi notiamo anche molto il carattere delle miss, perché voi non lo sapete, ma traspare tutto quando siete in passerella. Quindi notiamo veramente tutto e il tuo carattere veramente è stato uno dei tuoi punti forti, quindi non abbandonarlo e tienilo sempre come punto di forza. Va bene, grazie mille. E adesso primo andarsi a asciugare i capelli, secondo andare a fare le prove a disturbare i vicini che stanno sotto, Ah, sì, perché certo. bisogna fare le camminate fino alla finale, bisogna rompere tutti i tacchi e poi ricominciare da capo. Certo. Assolutamente. Bene tesoro, ciao. Grazie. Siamo qui anche con la nostra ultima Miss Poverina, come me si sta bagnando il sedere, perché io avevo detto una cosa all'inizio, precedente le ragazze che non si sono buttate in acqua. La poveretta è rimasta in coda. Alla fine infatti ho proposto che facciamo un numero come alle poste la prossima volta. Un'opera di bene. Hai fatto infatti amore, guarda che il karma è una cosa stupenda, gira tanto, girerà per te in bene e girerà anche per chi non ti ha fatto passare in male, ricordatelo. Però adesso hai tutto il tuo tempo con questa telecamera per presentarti e farti tutta la pubblicità che vuoi. Mi chiamo Eleonora, ho 21 anni, abito a Camponogara e nella vita sono una segretaria, lavoro in una ditta di idraulici elettricisti. E sì, il mio sogno sarebbe diventare una modella. Vabbè, sei nella buona strada, Questo è proprio tutto diverso, però ragazzi, comunque se posso dire, averne di segretarie come te, secondo me al lavoro tuo un po' secondo me tu hai sempre il cappuccino e il cornetto tutte le mattine, di la verità. È vero? È vero? Effettivamente una bella ragazza del genere, anche io se fossi maschio avessi una segretaria così sboccio anche il mazzo di fiori la mattina. quello mi manca. Quello ti Però manca. magari Allora, prima colleghi di lavoro, segnarselo, assolutamente.
Però il tuo sogno del cassetto è appunto lavorare nella moda. Mi Diciamo che piacerebbe. sei nella buona strada, assolutamente. Da quanto tempo fai i concorsi? 2 annetti, poi ovviamente c'è stato il periodo del Covid, quindi Un anno è stato abbonato. Esatto. Io dico sempre, col Covid ragazzi bisogna sempre levarsi un anno, quindi Allora perché uno. è tutto da recuperare. Bene, quindi adesso diciamo che inizieremo a fare i nostri corsi di portamento, inizieremo anche a girare un po' a Milano nelle agenzie. Ma magari. Ma buttati. non lo so. Ma buttati. Ricordati, bisogna sempre provare, anche se si riceve una porta in faccia, non sai mai se alla 10ª o anche alla 100ª si aprirà. Però almeno non hai. Almeno non hai rimorsi, rimpianti. almeno no. Io lo dico sempre, non bisogna mai avere rimpianti nella vita, soprattutto quando si ha un sogno nel cassetto, anche perché l'insicurezza veramente può giocarvi un brutto tiro. Io ero una persona molto insicura, se io non avessi avuto i miei genitori e comunque le mie amiche, soprattutto la mia migliore amica che mi avesse spronato a fare questo, io penso che quest'ora non sarei qui. E pensa, e poi devo ringraziare loro. Io te lo sto dicendo da una del settore, buttati. Perché comunque le carte le hai, sei una bellissima ragazza. Però ti devo chiedere un piacere personale. Dimmi. Più sicurezza. Perché sei bella, non sai di esserlo e questa è una cosa sbagliatissima. Si vede tanto? Assolutamente sì, amore. Te lo dico, io lo vedo, ma perché come io di Miss ne vedrò 200 alla settimana. E quindi io ormai vi capisco, vi conosco, io sono, cioè sai che dicevano mostrami i tuoi occhi, ti dirò chi sei, mostrami come sfili e ti dico il tuo carattere. Praticamente un psicologo con della camminata. Tu devi tirare fuori un po' più la grinta, non posso dire un'altra parola se no mi bloccano tutto. vabbè. Però devi tirare fuori proprio la grinta, perché tu sei bella, non sai di esserlo e appena scopri di esserlo tu fai cacao, quindi vedi di scoprirlo presto perché le carte le hai e poi vedrai che i fornitori devono venire fino a Milano per portarti il cappuccino e la brioche. Va bene. Vedrai. Allora mi butto. Assolutamente Seguo il sì. tuo consiglio. Allora io quando ti rintervisterò prima della finale, voglio sentire i tuoi progressi. Guarda che ci conto, Bene, allora ci vediamo alla finale e mi raccomando. Ok? Ciao tesoro. Bene amici di Ferro Team, la serata si è ufficialmente conclusa, le luci si sono spente, il service sta già smontando tutto e noi ci vediamo alla prossima tappa di Miss Riviera del Brenta e soprattutto alla finalissima. Un bacione e buonanotte a tutti.